Ok, buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo qui per lodare il nostro Dio e vivere questa esperienza di lode e adorazione a Lui. Oggi sappiamo che tanti dei nostri sono ammalati, pastori sono ammalati, non posso andare. Preghiamo per i nostri, ma noi siamo qua e grazie a Dio che possiamo offrire questo culto, questa libertà. Io sempre dico, no, domenica mattina, dove sono i nostri piedi, è importante stare in un luogo di adorazione al nostro Dio. Tante volte le persone si convertono, ma dopo perdono quella gioia, quella spinta di adorare il Signore, e questo si perde nella storia. Domenica mattina i nostri piedi devono essere dove Dio possa ricevere in mezzo alla sua Chiesa l'adorazione. Sappiamo che quelli che non possono per la situazione di salute, ma quelli che possono è il luogo dove i nostri piedi adorano il Signore. Perché è lì che la nostra vita come un completo possiamo vivere questa esperienza con Lui. Stiamo iniziando il culto. Vogliamo adorare Dio, vogliamo riconoscere quanto Dio è grande, quanto Lui è prezioso. E la gente ha fame e sete di questa adorazione a Dio. Perciò Dio ha messo nel nostro cuore questo desiderio di adorarlo. E avere questa fame, questa sete, questa vita di intimità con Lui. Se questo momento oggi tu sei qua è perché Dio ha inserito nel tuo cuore e che questa fame, questa sete di Dio possa dimostrare in un cantico di adorazione a Lui. Perciò iniziamo questo culto, preghiamo e vediamo quello che Dio possa rivelare nei nostri cuori. Nostro Padre, siamo qua questa mattina, Padre, per adorarti, servirti e avere, Padre, questo momento di esperienza viva con te. Grazie, Padre, perché la tua Chiesa si raduna con spirito di adorazione. Grazie, Padre, perché la tua Chiesa si raduna perché vuole sentire la tua presenza e davanti a te, oh Padre, offrirti un culto. Siamo qui, oh Padre, questa mattina. Siamo qui, oh Padre, perché tu hai messo nel nostro cuore questo. E ora, Padre, vogliamo dimostrare o quanto prezioso tu sei. Sappiamo, Padre, che viviamo in un mondo che vive nelle tenebre, soffrono e non hanno speranza. Ma noi abbiamo la luce, abbiamo speranza. E siamo qui, oh Padre, per fare vedere alla gente che c'è una speranza che è Cristo. E con te, oh Padre, vogliamo fare dei prodigi. Proclamare il tuo nome sia glorificato in mezzo a una gente che rifiuta, ma che possiamo trovare anche, oh Padre, un qualche suolo che possa fruttificare, manifestare frutti spirituali. Grazie, perché questa mattina abbiamo deciso e tu hai messo nel nostro cuore questo desiderio. Questo culto, Padre, è per te, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi, possiamo cantare, adorare e offrire questo momento di adorazione al nostro Dio. Amen. Che questa mattina noi possiamo svegliarci, scaldarci con la presenza del nostro Signore, con la presenza dello Spirito Santo, che noi possiamo innalzare il suo nome, che noi possiamo proclamarlo, adorarlo e possiamo preparare la sua via per la sua venuta. Amen. Cantiamo con gioia in questa mattina. Egli schiaccerà i nemici, canterei la sua vittoria. Cristo ti dirà la vittoria, lui libera i suoi.
alzatevi voi porte eterne, perché entri re, re, re di gloria, che re, re, re di gloria, è l'Eterno forte e potente in battaglia, egli è il re di gloria, è l'Eterno re di gloria, la 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 la, hey, la 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 la, Gesù, la 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 la, Signore, la 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 la. Io ti esalterò, mio Dio, e loderò il tuo nome. Io ti esalterò, mio Dio, e loderò il tuo nome. Oh, porta, alzate i vostri capi, alzatevi voi porte eterne, perché entri re, re, re di gloria, è l'Eterno re di gloria, è l'Eterno forte e potente in battaglia, egli è il re di gloria, è l'Eterno re di gloria, la 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 la, hey, la 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 la, Signore, la 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 la, Gesù, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 la, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Amen. Che noi possiamo cantare in questo momento, avere forza e chiedere al Signore forza per affrontare tutto quello che ci capita davanti, no? Tutte quelle situazioni che, Signore, dove sei? Signore, dammi la forza. Che noi possiamo invocare il nome del Signore, che noi possiamo chiedergli di darci questa forza questa mattina. Ho paura, non voglio arrendermi, di nulla sono degno di quello che hai per me. Con la tua forza, Dio, paura non avrò, so che il debole farai vincitore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Dio piccolo pastore, tu hai fatto re, la mia vita io consegno a te, Signore, e insieme a te, senza paura, vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè.
affronterò i giganti con fiducia in te, affronterò i giganti con fiducia in te. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo, arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò la vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta ora brilla e per sempre forte brillerà. Per adorarti Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo, arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò la vita e donò completo accesso al quale il velo. Il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta ora brilla e per sempre forte brillerà. Per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo uniti qui per adorarti, per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo uniti qui, siamo uniti qui, siamo uniti qui. Per adorarti. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, perché il velo è stato spezzato, perché il gesto è stato compiuto, Padre. Noi ti ringraziamo perché tramite il tuo gesto noi abbiamo libertà, Padre. Tramite il tuo gesto chiunque, Padre, dal piccolo errore al più grande errore, Padre, ha la possibilità di rincontrarsi a te, Padre, ha la possibilità di avere un cuore pulito, Padre. È soltanto grazie a te, grazie a questo gesto, Padre, che noi in questa mattina noi possiamo arrenderci, Padre, prendere il nostro peccato, Padre, e dire: io ho fatto questo, Padre, mi dispiace, io mi arrendo a questa cosa, Padre. E noi sappiamo che senza di te non abbiamo la salvezza. Noi possiamo fare tutto quello che è buono agli occhi umani, Padre, ma senza di te noi non siamo niente. Senza di te noi siamo morti, Padre. Che noi questa mattina noi possiamo lodarti.
e dire che tu sei vivo, Padre, che tu sei morto, hai fatto miracoli, Padre, sei morto, pieno di giustizia, Padre, ma tu sei risorto, Padre. Noi tramite te, noi abbiamo la vita che noi possiamo cantare in questa mattina. Nel nome santo di Gesù, amen. Dio ha inviato suo figlio amato perché morisse al posto mio. In croce per i miei peccati, risuscitò e vivo col Padre sta. Cantiamo perché gli vive? Perché gli vive. Senza paura avrò vittoria, vedrò nella gloria il mio Gesù che col Padre sta, perché io non temerò. Non temerò, ma io so che la mia vita è nelle mani, è nelle mani di Cristo Gesù. In
ringraziamo, Padre, ti ringraziamo perché sei buono, ti ringraziamo perché ti prendi cura di noi, Padre. Ti prego di preparare i nostri cuori, preparare le nostre menti affinché la tua parola possa essere parlata questa mattina, Padre. Ti ringraziamo immensamente nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amém? Perché Ele vive, eu credo nele. Nel futuro ce l'ho na speranza, no? Tu ce l'hai questa speranza dell'eternità in Cristo Gesù o tu pensa in un futuro, non so che cosa succederà? Tu hai la certezza, la sicurezza dell'eternità in Cristo o no? 4 persone, amém? E gli altri? Cristo Gesù è risorto e adesso staremo tra poco celebrando o Natale, próxima domenica já iniziamo le prediche di Natale, perché já stiamo arrivando a Natale e ricordiamo che Lui è nato, Dio si fa carne, abita in mezzo a noi, dopo c'è la ricchezza, la bellezza di che viene la Pasqua, è morto, paga per tutti i nostri peccati, siamo stati purificati, liberati e dopo la risurrezione. E perciò io credo che veramente c'è una eternità per noi. Stiamo camminando in questo periodo sulla vita di Gesù e oggi stiamo in Matteo capitolo 14 dal versetto 22 fino al versetto 33. Matteo 14, 22 e 33, un Gesù che sta camminando sulle acque, un Gesù che è lì e abbiamo visto già che Lui fa dei grandi segni, dei grandi miracoli dentro di una sinagoga, grandi segni di miracoli dentro della sua propria casa, grandi segni di miracoli per strada e ovunque Lui andava c'era un segno di autorità e Gesù vuole essere l'autorità nella nostra vita, nella nostra storia. Perciò noi dobbiamo imparare questa autorità di Gesù e riconoscere la dipendenza che dobbiamo avere su di Lui. Matteo 14, 22 e 33 dice così: subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli. Interessante, che cosa Gesù fece com i suoi discepoli? Obbligò, no? Gesù, com essa autorità, andate, prendete la barca insieme a Fúria, andate di là, dall'altra parte. È più o meno così. Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre ele avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma. E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E ele lhe disse: vieni. E Pietro, sceso sulla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò: Signore, salva-me. Subito Gesù, estesa la mano, lo afferrò e gli disse: l'uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Grazie, oh Padre, per questa tua parola e la tua autorità. E guidaci, oh Padre, in questo momento di ascoltare, predicare, vivere questa esperienza, Padre, tua che sia anche la nostra esperienza. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Che cosa possiamo imparare di questa storia? Che cosa possiamo vedere in questa storia? La ricchezza di questa storia. Che cosa possiamo vedere qua? È una ricchezza per noi. È una ricchezza per la nostra trasformazione di vita e o quanto ci insegna quello principio di fidarsi di Lui, avere fiducia in Lui.
Quando vediamo la storia di Gesù, percepiamo subito il suo potere, percepiamo subito la sua autorità, e quando noi riconosciamo che Lui ha il potere su tutto e Lui ha l'autorità completa, possiamo percepire che noi possiamo renderci la nostra vita a Lui. Perciò Gesù ali stava dimostrando la sua completa sicurezza della sua chiamata. Lui aveva questa autorità e Lui in quel momento stava manifestando quello che Lui era. Lui c'era una chiamata. E anche noi abbiamo una chiamata. La domanda che tante volte io faccio è quella: che cosa tu stai facendo con la tua chiamata? Come tu stai vivendo la tua chiamata? Se Dio ti ha dato una chiamata, tu devi eseguire questa chiamata subito. Perciò, subito dopo la moltiplicazione dei pani, perché l'evento antecessore qua, che antecede questa storia, è che Gesù aveva moltiplicato i pani e i pesci. E adesso Lui stava ali congedando la gente, parlando com la gente, e Gesù rimane a parlare com la gente. Quello che mi colpisce, no? Gesù fa un grande miracolo, congeda i suoi discepoli, andate via, ma Lui rimane in mezzo alla folla, com la gente, salutando, parlando. E é interessante questo Gesù umano, che tante volte noi ci dimentichiamo. Lui fa un miracolo, dà il pane, dà il pesce, ma la gente aveva bisogno ancora di avere un contatto con Lui, e Lui rimane ali a parlare con la gente. Perciò l'importanza di stare in mezzo alla gente, ma non soltanto nutrire com cibo materiale, ma un nutrire spirituale. Eu não so come è il tuo contatto con la gente, con le persone, per edificare le persone, di portare le parole che possono edificare. E Gesù rimane lì. Perciò non soltanto offre un cibo, ma anche parla. E rimane un tempo con le persone. Nós dobbiamo imparare o quanto è prezioso avere tempo e rimanere con la gente, con le persone, a stare, a chiacchierare, a parlare, a sentire, a ascoltare le persone. Quando finisce un culto qua, tante volte la gente finisce il culto, arriva prima di me sulla porta, ma quanto è prezioso continuare a stare chiacchierando, parlando, e è questo senso di essere edificato uno con gli altri, è questo senso di vita. Perciò che Gesù si importa con la gente. Perciò Gesù dice: con voi, con i discepoli, io sono con voi tante volte, così adesso prendete la barca, andate dall'altra parte, io vi troverò da quell'altra parte, ma adesso io vorrei stare con questo gruppo di persone. Tante volte noi vogliamo stare solo con i nostri, non con i nostri. Ah, mi sento bene con questa persona, mi siedo di qua, questa persona è più cara con me, con gli altri. Ma Gesù ci insegna l'altro principio: io mi sto bene con voi, ma andate di là perché vorrei stare con gli altri. E è questo prezioso che Gesù ci insegna: stare con gli altri, a parlare con gli altri, ascoltare gli altri. Perciò che in quel momento Gesù congeda i suoi e fa questa promessa: vi troverò di là, ma in questo momento lasciami com la gente. Eu vorrei lavorare questa mensagem um ponto muito importante qua. E Gesù, quando congeda la gente, dopo aver congedado la gente, si ritirò in disparte sul monte a... Che cosa Gesù fa dopo? A pregare. Si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Gesù ci insegna a stare com la gente. Gesù ci insegna che fa dei miracoli, dei grandi prodigi, la trasformazione dei pani e dei pesci. Ma Gesù ci insegna qual è l'altro principio adesso? La preghiera. Come sta la tua vita di preghiera? È interessante, eu non so qual è l'orario che Gesù è andato a pregare, ma rimane là un bel tempo della sera e anche alla notte a pregare. Interessante che c'era un miracolo, e dopo vedremo c'è un altro miracolo, ma in mezzo al miracolo c'è che cosa? La preghiera. C'è un gruppo in questa chiesa, carissimo, che voi dovete altri, ma io faccio la mia preghiera da
não é uma coisa noiosa. A preghiera é vida, é intimità, è rapporto, è vedere i miracoli del Signore. Gesù fece questo. Chi sono io per non vivere questo? Perciò Gesù vede quel momento di preghiera, congeda la moltitudine e só i discepoli sono andati, ma adesso lui era là in preghiera, da solo com o Padre. Dopo vediamo gli altri momenti di Gesù pregando com a gente. E é quello que eu devo imparare a vivere. E eu prego porque eu não posso dimenticare la gratitudine di quello che il Signore fece nella mia vita. E eu prego porque eu